Signore e signori, buonasera. Io parlo un po' con questo virus. Questo ci ha colpito veramente a tutto il mondo. Però noi dobbiamo stare attenti a mantenere sempre la distanza. Perché dobbiamo mantenere la distanza? Avete sentito parlare gli esperti? Chi dice la maschera non serve, chi dice la maschera serve. Secondo il mio parere, la maschera aiuta un po'. Poi ognuno di voi pensate come meglio credete. Io veramente sono una persona che mi piace la vita, mi piace il mondo, il nostro mondo lo dobbiamo difendere. Per difendere cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere tutti insieme. Se gli esperti hanno detto mantenete la distanza, state a casa, guardate che qualche motivo ci sarà. Io penso che la maggioranza, la cosa più brutta è che l'abbiamo fatto noi che non abbiamo seguito quelli che dicono. C'è stato anche sbagli anche tecnici, sbagli medici, può essere che ormai c'è potuto essere qualche sbaglio, però adesso no, non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Per esempio il nostro mondo, noi non amiamo il nostro mondo. Vedete questa bottiglia qua? Questa io l'ho pagata 25 centesimi, la torno indietro e se no la perdo. Però neanche che non ci fossero i 25 centesimi. Questo materiale qua si deve tornare indietro, non buttarlo per strada, non buttarlo nei torrenti, non buttarlo nei fiumi. Questa qua è come la buttassimo in faccia, quella ritorna sempre indietro. Noi buttiamo una cosa nel torrente, quello va al mare, poi dal mare va ad altri paesi, dall'America viene nel mare Mediterraneo. Quelle camminano sempre, queste sono gigi che camminano sempre per il mare. Come anche la terra, la terra fa un movimento, come noi facciamo un movimento, ogni minuto della giornata, ogni secondo della giornata, noi facciamo un movimento. E questo movimento lo fa anche il terreno, anche la terra, il nostro mondo. Dobbiamo avere rispetto per il nostro mondo, perché dicono parecchi, ma che te ne frega a te, tu sei diventato già una certa età. No, non si deve pensare a questo, perché ci sono i nostri bambini, i nostri figli, la nostra generazione, e poi non si sa, può essere che anche noi entriamo un'altra volta su questo mondo, può essere che ci siamo sempre, comunque nessuno ha una spiegazione. Questo è il mio parere. Poi ognuno la pensa come vuole. Adesso vi voglio raccontare un fatto vero. C'è una persona che me l'ha detto forse 50 volte questa parola. Quando faceva la guerra, e questo è ancora in vita, non è ancora morto, è uno di Valle dell'Angelo, posso dire anche il nome. Si chiama Cicillo Coccaro, c'ha più o meno, non lo so, 96-97 anni, ma mi sembra che è ancora in vita. E mi diceva sempre, quando faceva la guerra, diceva che c'avevano fame, dice che non c'avevano forza per stare all'impiede. Poi dice, un giorno arriva una vecchietta, gli do un pezzo di pane. E questo pezzo di pane, dice, ogni tanto ci dava un morso, dice, se no avevo paura che finiva, e quel pezzetto di pane mi è durato 4 giorni, poi c'aveva sempre paura che finiva, quando è finito, e diceva, questo è l'amore, questa è la vita, un pezzo di pane, un po' di amore, che ormai nessuno lo capisce. Io da bambino, quando avevo 8-9 anni, prima andavo nei campi a buttare le pietre nel torrente, nei terreni, che i genitori volevano che i terreni dovessero essere puliti. E poi dopo andavo alla scuola, dopo ritornavo dalla scuola
andava nei boschi, nei prati a pascolare maiali, capre, pecore. Invece voi giovani adesso crescete fino a 20 anni e non fate niente, non avete niente, la vita, non sapete cos'è la vita. Guardate, la vita è bella, però bisogna sudarla. Per sudarla bisogna soffrire. Adesso stiamo soffrendo tutti insieme, stiamo soffrendo con questo virus. Però io penso che ci dà qualche lezione, penso che serve anche a qualcosa. E poi ancora dicevano altre gente che erano in guerra, raccontavano che si mangiavano le foglie di cerza. Sai cosa sono foglie di cerza? Sono foglie di piante, o cirro, come lo devo chiamare. E dice, ma non ci faceva male lo stomaco, per riempire un po' lo stomaco. Adesso abbiamo tutto, però manca tutto, manca l'amore. E questo amore che manca, perché c'è troppa roba, c'è sono troppe cose. E se vai a buttare la munizzaiola, c'è più pane. La gente butta più pane che quello che si mangia. Invece prima questo non esisteva. Questo non esisteva, amici cari. Adesso dobbiamo imparare cos'è veramente la vita. Cos'è veramente il bene. E questo è il fatto, amici cari. Io non è che solo voglio essere famoso, voglio fare questo video per diventare famoso. Io sono famoso. Fino a che ho un pezzo di pane, io sono sempre famoso. E sono Olimpiadi che cammino, io sono famoso. Non ho bisogno di nient'altro. Io sono felice per quello che sono felice anche per voi anche. Grazie a Dio mi hanno guardato YouTube più di 640.000 persone, io lo ringrazio, anche che era solo uno, lo ringraziavo lo stesso. Io sono fatto così, io sono fatto per vivere, non per distruggere. Amici cari, adesso vi racconto un altro fatto ancora. Quando mio padre era in guerra, mi diceva sempre, vedeva cadere la gente al suo fianco, cadere per terra. Diceva mio padre, io non mi posso fermare, devo andare avanti. Per andare avanti devo superare ogni paura. E questo mi diceva mio padre. E un'altra cosa pure ancora, adesso siamo in guerra, questa è come una guerra, ci dobbiamo difendere. Per difendere questo virus dobbiamo mandare una distanza. Ancora nessuno al mondo sta capendo, non capisce niente. Ma sai, io secondo il mio parere, come l'ho scoperto io, poi io non sono un esperto, dico ognuno fa quello che gli pare, quello che gli piace. Io per esempio ho il virus, io non lo avverto, però lo mischio ad altre persone. E così è tutto al contrario, portarsi che lei ce l'ha, io no, e me lo mischia a me. Questo dobbiamo avere rispetto tra noi stessi, ci dobbiamo volere bene, ci dobbiamo difendere il nostro mondo, che il nostro mondo non ci ha dato la vita, ci ha dato il pane, la terra perché produce il pane per mangiare. Guardate che Dio, io credo a Dio, però tante cose non credo. E Dio ha fatto il mondo, però non ha fatto la macchina, non ha fatto l'aereo. Adesso sono un paio di settimane che ogni tanto si sente un aereo. Prima ogni minuto passavano 2 o 3 aerei sopra la mia testa. E lo so perché quella chi è la colpa questa qui? È la colpa di noi stessi che noi compriamo articoli, viaggiamo nel mondo. Questa è la colpa la nostra. Se per esempio un produttore, come ho detto poco tempo fa con la bottiglia d'acqua, questo è un produttore che produce questa bottiglia d'acqua nella plastica. Se lui la produce, perché dobbiamo essere noi che la dobbiamo buttare per terra? Una ciccara di sigaretta la butti per terra, quello dura fino a un anno, scusate, fino a secoli e secoli. Anche questa qua, questa non va mai via. Va nel mare, poi ritorna a un altro mare, poi ritorna, non lo so, è un giro lungo. E noi dobbiamo essere veramente orgogliosi. Dobbiamo avere rispetto a tutte le persone che abbiamo perdute e quelle ancora dobbiamo amarle, però a paura non dobbiamo avere mai paura, la paura viene affrontata, se noi abbiamo paura è finito tutto,
ci dobbiamo mantenere una distanza e dobbiamo andare avanti, come diceva mio padre. Vedeva la gente morire, lui camminava andare avanti. E così si deve fare, amici cari, se no la vita non va avanti. Adesso abbiamo un grande, diciamo, questa è una cosa proprio tremenda. Io sono convinto che l'economia scende forse da tanto, ci possono passare anche gli stipendi, possono fare tante cose, però questo è prevenuto, però quello che vale è la vita è quello che vale, questa è la vita. Quando vede certe persone, dice quella donna è incinta, quella ha fatto un bambino extra, ma che ci frega, l'ha fatto extra o non l'ha fatto extra, è necessario che il bambino viene cresciuto sano e felice, questa è la vita. Altre cose non bisogna pensare a niente, dobbiamo avere queste donne che mettono i figli al mondo, dobbiamo essere orgogliosi, si devono amare le donne, senza le donne il mondo è finito, non c'è niente, neanche che sono cattivi, lo dobbiamo volere bene. E non ci deve essere mai odio con nessuno, e nemmeno invidia. E se volete, questo video io lo mando dentro Facebook, YouTube, lo potete anche condividere, non avete paura, io non voglio essere famoso, non voglio niente, io voglio soltanto che il mondo va meglio, questo voglio io. Amici cari, vedete questa maschera qua? Questa me l'ha regalato un amico, me l'ha spedita per posta da Francoforte. È un amico, un mio tifoso della mia musica. E me l'ha mandata, lo ringrazio tanto. Queste sono le persone. Lo ringrazio tanto. Questa è la vita. Adesso vi faccio anche una bellissima sonata. Spero che veramente posso darvi qualcosa. Grazie a tutti, io vi auguro a tutti una buona Pasqua, sempre felici e contenti, state a casa, come sto anch'io a casa. Io faccio musica alle 6, la sera, al balcone, un quarto d'ora, 20 minuti così. La gente sono contenti, i bambini come sono felici. Io penso che la miglior cosa, noi dobbiamo essere uniti, per essere uniti per difendere il nostro mondo. Non esiste frontiere per tutto il mondo, la terra è solo una, è quella palla. E quella palla ci viviamo tutti noi, dobbiamo avere rispetto uno con l'altro. Grazie con il cuore. Io auguro a tutti una vita serena e felice e tante belle cose ancora. Buona Pasqua, grazie con il cuore.